L'Ordine di Malta a Sassari è l'Ordine di Malta in Sardegna, la delegazione è unica per tutta la Sardegna, comprende varie realtà che soprattutto sono incentrate su Cagliari, Sassari e Nuoro. A Sassari nello specifico, con l'Arciconfraternita di Orazione e Morte a San Giacomo abbiamo un consultorio medico polispecialistico con tanti medici volontari di tutte le specialità, compreso un gabinetto oculistico completo, dove chiunque può rivolgersi per avere un primo consulto, per avere un pronto intervento su delle patologie per le quali magari dovrebbero aspettare molto tempo, spendere tanti soldi in ambulatori privati. Almeno un'idea di quello che uno ha lo può avere immediatamente. Nella parrocchia dei Cappuccini, grazie a Padre Isidoro Parroco, abbiamo messo in piedi un invito a pranzo. Il parroco invita a pranzo le persone che lui conosce, sa che hanno necessità, e ogni domenica gli viene fornito un pasto. 21-22 persone ricevono da mangiare in un ambiente familiare, quindi si chiacchiera, si socializza in qualche modo. Quello che io ho detto per Sassari equivale a Cagliari c'è anche lì un invito a pranzo presso la parrocchia San Carlo Borromeo e c'è anche un ambulatorio medico, un consultorio che è il termine corretto, medico polispecialistico presso la parrocchia di Sant'Elia, che è in un quartiere che certamente ha molte necessità e sono le cose diciamo di punta. Però a Nuoro abbiamo un accompagnamento degli carcerati di Baddecarros quando hanno dei permessi per trasferirsi da un luogo a un altro, dei nostri volontari li assistono e li accompagnano, si occupano di un rinnovo patente in modo che quando escono dal carcere possano reinserirsi più facilmente nella vita tutti i giorni, possono uscire per dei pellegrinaggi particolari ed è da diversi anni che vengono accompagnati dai nostri volontari nella notte da Sinaia a Bonaria per fare il pellegrinaggio a piedi, alcuni appunto ripeto carcerati. Queste sono alcune piccole realtà, perché poi sono tante altre cose più piccole o più grandi, come la partecipazione al pellegrinaggio internazionale con ammalati a Lourdes, pellegrinaggio nazionale a Loreto. A Lourdes siamo 4.000 a tutto il mondo, perché l'Ordine di Malta è uno Stato sovrano, senza territorio, è un ordine religioso, ma è un ordine soprattutto a vocazione ospedaliera, gestisce ospedali, primo tra tutti la Magliana a Roma. Noi andiamo a Lourdes, siamo 4.000, ripeto, a tutto il mondo, e ci mettiamo al servizio degli ammalati che portiamo in strutture che ci vengono messe a disposizione, dove noi facciamo tutto, dal medico all'infermiera al farmacista, dal pranzo alla cena, dal trasporto per le funzioni, sacerdoti, cappellani. È una realtà complessa ed è molto interessante. Quella di oggi è tra virgolette una vetrina che non vuole essere apparire, ma vuole raccontarsi, vuole raccontare cos'è l'Ordine di Malta e cosa fa, perché la gente è giusto che sappia, che sia informata anche di quello di cui può usufruire. Se poi volesse partecipare noi chiaramente saremo onorati oltre che contenti. Ma si accolgono volontari, come funziona? Noi andiamo avanti solo col volontariato, noi siamo tutti volontari. Qua abbiamo rappresentate le realtà dell'ordine che sono la delegazione, che sono diciamo, gli enti territoriali che dipendono da un gran priorato, l'Italia è divisa in 3 gran priorati, che gestiscono appunto i membri dell'ordine e i volontari che con la delegazione collaborano. Il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, il CISOM più noto, che si occupa di protezione civile, ma talvolta anche di 118. E poi il Corpo Militare, che è ovviamente il Corpo Militare collabora con l'Esercito Italiano su campo nazionale, però in qualunque momento, in qualunque necessità delle singole regioni è pronta a intervenire. Qua abbiamo una rappresentanza che qui in Sardegna arriva dal Piemonte, che è pronta e disponibile per qualunque cosa possa servire in Sardegna, normalmente si occupa di calamità naturali e di sanitario accanto all'esercito. Questa è la nostra realtà, quindi i volontari chiaro che sono bene accetti.